Ho scelto l'ITS perché ero in cerca di qualcosa di più pratico e meno teorico. Mi ha interessato specialmente il poter entrare in contatto con l'azienda e il mondo del lavoro in modo un po' più soft rispetto a iniziare direttamente a lavorare. Allora, una settimana tipica all'ITS è composta da 3 giorni di lezioni. Le lezioni durano comunque 8 ore come una normale giornata di lavoro, mentre gli ultimi 2 giorni sono giorni di tirocinio, sempre da 8 ore, in cui poi porti avanti un progetto nell'azienda. L'ITS comprende anche ore di team working. In queste ore siamo divisi in gruppi, in piccoli gruppi da 4-5 persone e lavoriamo su un progetto che si decide a inizio anno. Il progetto a cui sto lavorando io consiste nel sviluppare dei sensori che vanno a raccogliere dati come umidità, temperatura, rumore e traffico all'interno delle città, in modo da poter avere questi dati e distribuirli ad esempio alle amministrazioni, così da permettergli di lavorare su queste categorie. Prima di iscrivermi all'ITS ho frequentato il liceo scientifico Scienze Applicate. Subito dopo che mi diplomo dell'ITS ho intenzione di iniziare subito a lavorare. Ho già diversi contatti con più aziende, quindi dovrei avere buone opportunità lavorative. Lo consiglierei a persone che hanno intenzione di mettere mano nel mondo del lavoro, però non si sentono ancora abbastanza pronti per iniziare.